È stata una gara importante, ci volevano i 3 punti, ma ci vuole anche una prestazione di squadra, di gruppo. Sì, 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 ci voleva questa prestazione perché come ho detto anche prima è sempre una partita difficile, è un derby, il palazzetto qui è pieno, è molto caldo e siamo stati bravi a tenerli molto, diciamo, a bada, nel senso di non farli casare troppo e soprattutto secondo me siamo stati squadra e bravi al terzo set quando eravamo sotto di 2-3 punti, siamo stati bravi, siamo rimasti lì e poi alla fine con i break, con la battuta di Java, di Zavorno, siamo riusciti a essere davvero incisivi in questa partita, sì. E anche con le difese di Ciccio. Sì, sì, anche con difese, ricezioni, sì, è andata bene, siamo stati secondo me molto bravi in ricezione e molto bravi a muro, quindi sì, sapevamo che loro comunque hanno una buona battuta perché soprattutto in queste situazioni tirano molto forte e niente, siamo stati bravi, abbiamo tenuto bene in ricezione, siamo stati davvero bravi, secondo me non ho visto le statistiche, però secondo me siamo stati bravi e poi a muro sì, ma ecco sì, la squadra, oggi davvero la squadra perché una vittoria così non si fa assolutamente con gli individui, ma siamo stati davvero bravi tutti. E ci sarà poi venerdì un'altra battaglia. Sì, sì, venerdì è una battaglia, ora non so quanto è finita la partita che hanno giocato oggi. Ha vinto Modena Ha 3-2. vinto Modena 3-2, sì, però sappiamo che è una battaglia, Taranto ha vinto anche ultimamente con Civitanova, sappiamo che è una squadra che gioca bene come tutte le squadre di questo campionato, quindi sappiamo che noi giochiamo in casa, quindi dobbiamo essere aggressivi dall'inizio perché dobbiamo cercare i 3 punti e appunto essere squadra come oggi, secondo me, questo è l'auspicio che faccio a noi.